Amici di Sportissili, un saluto dal vostro Marco Genduso per la quinta giornata di campionato Serie C2 Girone A, che vede scendere in campo il Favignana, padrone di casa, e il Palermo Futsal Club. Una quinta giornata che mette in palio punti molto importanti per la classifica. Sicuramente partiamo dai padroni di casa, 3 punti al momento collezionati, quelli contro l'Oratorio San Vincenzo, vinti però dopo aver perso in realtà in campo, poi con il ricorso per irregolarità è stata poi vinta infatti dalla squadra di Favignana, però bisogna recuperare anche una partita, quella contro il Giudecca dello scorso turno, e quindi soltanto 3 le partite giocate per gli uomini di casa, 4 invece quelle degli ospiti, con 3 vittorie al momento, una sola sconfitta contro il Club Olimpia, tra l'altro arrivata in trasferta, e dunque questa è la terza invece trasferta dei rosanero. Una è stata vinta contro il Gesa nella prima di campionato, la seconda invece non è andata al meglio per gli uomini di mister Gentile, con tanti gol, è vero, 7, ma 8 subiti. E proprio dai gol noi partiamo con le nostre meravigliose statistiche, perché al momento i rosanero sono il secondo in attacco del campionato con 19 gol fatti, i gol subiti sono invece 14, e dunque possono già forse anche un po' far presagire quelle che potrebbero essere le chiavi di questo match. D'altra parte invece il Favignana ha realizzato 12 gol e ne ha subiti altrettanti, dunque una squadra piuttosto quadrata e che oggi in casa vuole sicuramente tornare a brillare dopo aver fatto una buona partita contro il Marsala, persa però con il risultato di 4-5, di cercare poi un'altra sconfitta sempre dentro casa, invece la terza in campionato. Nel frattempo il signor Sebastiano Cusimano della sezione di Trapani sta facendo entrare le due formazioni. Abbiamo infatti i due capitani, da un lato Vito La Fiora, dall'altro Rosario Santa Maria con la maglia numero 6. Entra tra gli applausi da parte del pubblico. Oggi è una cornice presente al Liberty Camp per questa partita tra Favignana e Palermo Futsal Club, da stretta di mano tra Santa Maria e Vito La Fiora. Poi il dietro di gara, diciamo, il signor Cusimano. Anche casacche in mano per la squadra di casa, ovviamente per la panchina. Nel frattempo gli applausi da parte del pubblico presente. Oggi diciamo una grossa cornice di pubblico, circa 50 persone, non male per una partita comunque una trasferta soprattutto molto complicata per il rosanero, perché la distanza era veramente tanta. Vediamo quali saranno le scelte di mister Gentile, che potrebbe subito avere un dubbio tra i pali, Faia o Calais. Vediamo chi sarà il prescelto. Pensiamo forse Calì, che infatti si sta dirigendo già verso i pali, forse una scelta già appurata da parte del tecnico. Poi come centrale sicuramente Chinnici dovrebbe partire dal primo. Sugli esterni c'è tanta carne al fuoco, come Pisani, come Nazareno Franco, ma attenzione anche all'esordio di Diego Alario, che oggi potrebbe scendere in campo per esordire, così come il fratello gemello Danilo Alario. Tra l'altro questa è la prima volta che entrambi vengono convocati da mister Gentile, e dunque subito Chinnici, vediamo anche Calì, vediamo anche La Fiora, Fiorentino e Franco, dovrebbe essere questo il quintetto, vediamo, sì, quindi con Fiorentino e Franco come laterali, La Fiora invece lì davanti, Chinnici centrale e Calì tra i pali. D'altra parte invece vediamo con la 9 e con la 10 Miceli e Gallina a giocare lì davanti, poi con la meno numero 2 Francesco Abbellito e poi capitano Rosario Santa Maria tra i pali. Adesso vediamo anche contezza, perché essendo girato non ne riusciamo a capire il numero. Inizia anche il match con il primo tocco palla per il rosanero, con Chinnici col mancino come sempre finta sulla pressione al momento sia di Miceli che di Gallina. Fiorentino, Chinnici, primo pallone in avanti, campo sicuramente più piccolo rispetto a quelli a cui sono abituati i ragazzi di mister Gentile. La palla invece dovrebbe essere di Bella con la maglia numero 1, La Fiora. Chinnici, diciamo quindi il campo come possa essere un fattore di questo match, un campo piuttosto piccolo. Franco sgoscia via, poi fermato bene qui da Bellito, e Gallina invece prova ad uscirne fuori tra due maglie rosanero, non riesce, dunque rimessa con Franco per Chinnici. Diciamo ancora una volta il campo potrebbe essere un fattore, perché è un campo decisamente più piccolo rispetto a quelli precedenti. Poi calcia subito verso la porta Fiorentino, infatti che va a sfruttare immediatamente il fattore campo, che essendo più piccolo potrebbe anche portare maggiori conclusioni da fuori per i ragazzi di mister Gentile. Vediamo se effettivamente sarà così.
così come dall'altra parte i padroni di casa potranno sfruttare questo tipo di giocate per fare valere forse maggiormente il fisico. Fiorentino, taglio di Franco, molto bravo qui Di Bella con le mani, si appoggia da Miceli, buon lavoro. Poi Santamaria, Fiorentino arpiona il pallone, palla che arriva verso Gallina, prova a calciare una volta, poi 2 volte, deviazione, Cali blocca, poi è passaggio, Miceli finta sulla Fiora, molto bene, nasconde il pallone, poi la Fiora non riesce a fermarlo. Santamaria sempre sulla pressione di capitano Vito La Fiora, centrale, Chinnici in anticipo e allontana Miceli, quasi a fare meta. Poi subito con ritmi piuttosto alti, sia da una parte che dall'altra due formazioni che non vogliono lasciare all'avversario anche l'onere di giocare. Dunque rimessa tra per Rosanero che è stata però cambiata perché Fiorentino ha calciato probabilmente col pallone in movimento. E dunque Miceli, Gallina, per lui un tiro già in questo match dopo appena un minuto. Santamaria per Miceli, buon lavoro con l'esterno per la conclusione, tentata da Bellito, palla che va fuori ma non di molto, buona azione del Favignano. Fiorentino fa rientrare con Miceli, buon lavoro, poi Chinnici si ferma, adesso La Fiura, centrale, Franco, il tacco, La Fiura passa, calcio col mancino, Di Bella se la trova lì, calcio d'angolo. Dopo 2 minuti e 30 già abbiamo visto ben 3 occasioni da rete, 2 per i padroni di casa, una per i rosanero, che era subito molto vivace, va proprio capitano La Fiura. Schema per Chinnici, poi Franco non la tocca, forse era uno schema probabilmente. Alle spalle, poi Franco aiuta bene Chinnici, Fiorentino, La Fiura, adesso Chinnici, Nazareno Franco, vediamo se punta l'uomo, sceglie il fondo, va a mezzo, poi Di Bella la tocca, palla che rimane sempre lì, poi Miceli, bravissimo, questo lavoro difensivo, ha ripiegato molto bene qui l'attaccante, e infatti portato soltanto un calcio d'angolo agli avversari. Franco, uno schema ancora una volta, la tocca questa volta Miceli, poi Santamaria si arrabbia un po' con i compagni, voleva che probabilmente ripartissero forte, così però non è stato. La Fiora, centrale, Franco, Fiorentino, Chinnici gira molto rapidamente il pallone il Palermo, La Fiura parecchia per Chinnici, c'è Fiorentino, se prova a calciare non lo fa, La Fiura cercano il tiro, preso però in pieno Santamaria e ancora una volta dice ai compagni di sistemarsi probabilmente meglio per non far arrivare al tiro il numero 9. Nel tempo nuovamente abbellito quasi a copiare, diciamo, il coccodrillo con veramente le proporzioni. Nel frattempo buon lavoro di Miceli, ma il campo è terminato, sarà quindi rimessa al fondo con Cali. Franco, dunque Cali ha vinto il ballottaggio con Faia, vediamo se nel secondo tempo parerà l'ex portiere di Città di Palermo, Veco. Merlo calcio a 5. Fiorentino finta, poi trova Chinnici, ha lo spazio per puntare, va sul mancino Chinnici, la prende però con l'esterno collo, non la prende per nulla bene Lorenzo Chinnici, adesso rimane in avanti, anzi no, torna dietro saggiamente, sa che sulla pressione lì c'è Franco, palla verso Miceli, la controlla, non bene, cioè Fiorentino subito a ringhiare La Fiura, c'è vicino a lui il compagno di mille avventure Lorenzo Chinnici, Franco prova il dribbling ma non gli riesce, buon lavoro qui di Santamaria, capito bene il capitano del Favignana. Chinnici, La Fiora, Fiorentino aggancia il pallone, poi si inserisce, palla che non passa, Gallina può puntare Chinnici, va sul destro, passa il primo, non il secondo, Franco intercetta, poi Chinnici, La Fiora, c'è Chinnici, va sul mancino e poi Gallina la leva lì, sul tocco di Chinnici che stava per arrivare, Miceli vuole non farlo girare, Franco ci riesce, però riesce comunque a scaricare il pallone bene su Gallina, palla per Abbellito, Calè, gara aperta veramente a tutti i risultati molto belli in questi primi 5 minuti, non ci stiamo sicuramente annoiando, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute di questo match. Gara subito molto molto divertente. Chinnici può puntare a Bellito, vediamo se lo fa, sceglie col mancino, forse l'imbucata, Di Bella ringrazia, blocca senza problemi, Gallina, La Fiura, Fiorentino fa valere il fisico, poi Miceli, non c'è fallo, si continua, allarga il gioco, Abbellito rientra, calcia, palla fuori, non di molto, ma questa è una grande occasione, la tocca anche Peppe Calè e dunque calcio d'angolo.
Fiorentino si lamentava per la spinta, sembrava effettivamente piuttosto evidente, però forse l'arbitro ha voluto fare continuare perché entrambi si stavano tenendo e dunque ha scelto un metro di giudizio alla pari dicendo vi siete tutti entrambi, non c'è fallo per nessuno dei due. Santa Maria centrale, Miceli, Franco non riesce a contrastarlo, sempre Miceli, buon lavoro, poi si gira con la suola, ottima la sua giocata, Gallina 1-2, non ne passa con Chinnici, poi forse prende un calcio, signor Cusimano è molto vicino e difatti sanziona l'intervento con un calcio di punizione. Nel frattempo si riscaldano Gennaro, Pisani e Vivarelli, rimangono invece in panchina Lopez e i due fratelli Alario che potrebbero fare il loro ingresso, dicevamo una gara importante quest'oggi, ma che potrebbe dare anche minutaggio forse ai più giovani. La Fiura, c'è Fiorentino vicino a lui, si inserisce però il 27, la Fiura con l'esterno, Franco, Calì, sempre Chinnici, Fiorentino, palla incollata sulla suola, punta, vuole il centro, lo trova, Fiorentino calcia, palla deviata, calcio d'angolo, buona qui l'idea di Emanuele Fiorentino, per lui doppietta all'esordio nel match contro l'Altofonte, vinto 4-2 dunque con le 2 gol provvidenziali, tra l'altro con il secondo e terzo gol. La Fiura alza il pallone con il petto, Chinnici prova anche a calciare, prende decisamente male. Insomma, sì, 7 minuti di gioco, vediamo se ci saranno dei cambi. Al momento la panchina di casa non muove nessun uomo, quindi diciamo che ipotizzare dei cambi è un po' complicato adesso per loro. Palla lunga per Gallina che non aggancia, però qui la Fiora forse non l'aveva seguito bene, perché infatti Gallina aveva anche detto al proprio capitano di seguire meglio l'inserimento del 10, che è sempre una spina nel fianco. Fiorentino per la Fiura, viene contrastato da Gallina ed anche l'ultimo tocco del capitano rosanero, poi il pallone è in movimento, forse non sulla linea. La Fiura, Fiorentino, adesso cerca la sua fantasia con il tacco, prende forse un calcio, si è fermato, Michelin è andato a prendere il pallone, però Giochiere commette fallo e poi chiede subito scusa, Francesco Abbellito, fallo sicuramente non cattivo. Chinnici va sul destro, lo salta nettamente, poi cerca il secondo palo, viene fermato Michelin ancora una volta, sempre tanto d'aiuto, la Fiora lo contrasta poi Franco, ribattuto da Santa Maria, si va dalle parti di Calì, però Fiorentino non lo vuole servire, con la suola lavora tanto per non buttare questo pallone, poi lo scambia verso Chinnici. Pressione di Abbellito, Fiorentino adesso è solo ma non viene servito, Calì forse potrebbe alzare il pallone, lo fa adesso per Franco, Santa Maria in anticipo, di testa di Bella, il contrasto con Franco, Michelin mette giù un pallone complicato, poi Abbellito sul secondo palo, palla fuori però ancora una volta attacca bene soprattutto sul laterale la squadra di casa, nel frattempo primo cambio, fuori Vito La Fiora, dentro Gabriele Gennaro, lui che al momento è anche il miglior marcatore con 4 reti in campionato. Franco cerca subito Gennaro, non lo serve, poi lo fa adesso Gennaro di testa di Bella, grande parata del portiere, poi Gennaro ancora, così da calcio a 11 questo colpo di testa di Gabriele Gennaro non entra in porta. Fiorentino finta, va sul destro, scambia con Gennaro, diritto, Fiorentino di Bella la blocca, una volta questa quasi a botta sicura Fiorentino, non ci è arrivato, Gallina invece come in precedenza non ci è arrivato sul pallone e dunque rimessa laterale. Chinnici cerca il secondo palo, sbaglia, nel frattempo dentro Vivarelli al posto di Fiorentino, che ha avuto l'occasione per segnare ma non è arrivato in porta, fuori anche Franco, dentro Pisani, dunque 3 cambi per mister Gentile con Pisani, Vivarelli e Gennaro. Sicuramente ha abbassato un po' l'età anagrafica in campo. Vivarelli, lui che ha fatto 3 gol nell'ultima trasferta contro il Club Olimpia, 3 gol e un assist per lui. Vivarelli cerca la giocata solita ma sbaglia, Miceli, sempre buon lavoro Chinnici, non si passa da lui, poi serve Vivarelli, c'è sul secondo palo Gennaro mette dentro, ancora una volta di Bella, sempre bravissimo e molto attento, Pisani contrasta, poi Santa Maria cerca di allargarsi, fa con Abbellito, poi palla un po' troppo lunga, anche complicato in questo caso per Gallina, era difficile metterla giù questa palla, effettivamente non ci è arrivato. Chinnici, Luca Vivarelli,
Chinnici e ancora Vivarelli, lo spazio per esplodere col mancino, le finte, Pisani cerca il primo palo, poi lì Gennaro ancora e Dybala prende anche questa e questa è la terza parata impressionante di questo portiere. Santamaria, buon lavoro, Gallina può puntare, va sul destro, cerca il secondo palo, ancora Chinnici, perfetto. Gennaro molto contrariato per la parata di Dybala, ma nel frattempo ancora una volta una rimessa cambiata perché il pallone non era sulla linea. Il direttore gara molto severo da questo punto di vista, non ne sta facendo passare nemmeno una, è giusto per il regolamento, sicuramente. Vivarelli, Chinnici, ancora Vivarelli, vogliono replicare l'azione di prima, Pisani, le finte, poi Santamaria, bravissimo anche a dare carica ai suoi compagni, direi. Giochiamo un po' più duri, forse per non consentire questi dribbling. Quindi calcio d'angolo, sempre Pisani sul dischetto, poi Vivarelli sceglie il destro, finta contro finta, mette in mezzo per Pisani, Gallina trova però il modo di infastidire il numero 12 rosanero e dunque sarà rimessa laterale. Chinnici mette in mezzo Dybala, blocca e fa subito ripartire Michelic, è molto veloce però anche Chinnici e con il mancino allunga in calcio d'angolo dovrebbe essere, vediamo. Ci siamo persi un po' il movimento da parte del direttore di gara. Eh sì, è calcio d'angolo. Poi viene chiamato anche il time out da parte del direttore di gara. Nel frattempo Santamaria col mancino sta per fare un grande gol. Con Necalì l'aveva probabilmente battezzata fuori. Cagli, Gennaro 1-2, Vivarelli! Poi la palla che rimane lì, non riesce ancora una volta a segnare però la squadra rosanero, ma tanta, forse troppa sfortuna. Gallina in mezzo a due, non c'è fallo, Micheli, chiedo scusa. The time out chiamato dal tecnico di casa, piccolo momento di pausa dopo 13 minuti, ma non ci siamo fermati veramente un istante. Questa sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5, chiaramente, tra Favignana e Palermo Futsal Club. Risultato, come potete benissimo vedere, al nostro tabellino è di 0-0, ma è una gara con tante occasioni. Abbiamo avuto nei primi 5 minuti 2 occasioni importanti per i padroni di casa, poi però sono venuti fuori gli ospiti, con Giorgio Dybala che è venuto veramente fuori con una serie di parate, una più bella dell'altra. Sicuramente quelle due su Gennaro sono state tanto importanti, ma anche in realtà quella su Fiorentino, dove si è accartocciato un po' su se stesso e ha negato il gol del vantaggio rosanero. Vediamo se Mister Gentile farà qualche cambio. Ancora che non hanno messo piede in campo sono i gemelli Alario, ma anche Lorenzo Lopez. Lopez un po' lo pensiamo nella seconda frazione. Sappiamo che molto spesso Mister Gentile fa questo tipo di cambio per consentire anche a Chinnici di staccarsi in zona offensiva, e invece Lopez si occupa della fase difensiva, anche ai microfoni della società. Infatti Lopez ha parlato tanto dell'intesa con Lorenzo Chinnici, dicendo che quando sono insieme in campo il lavoro è quello di difendere per lui, e invece consentire a Chinnici di inventare la giocata. Abbellito Santamaria, vediamo c'è un cambio per la squadra di casa, poi arriva il palo da parte di Micheli. Qui tanta sfortuna, Micheli ancora a cercare il compagno lombardo che dopo praticamente 20 secondi dal suo ingresso stava per costruire un assist incredibile, non ci è riuscito, il risultato sempre di 0-0. Micheli, buon lavoro, prova a girarsi, Chinnici non lo fa girare. Micheli per Santamaria, la tiene in campo, il dribbling su Gennaro non passa, c'è Pisani in alta parte, Gennaro lo serve, Pisani non aggancia. Brutto questo controllo, poteva controllare sicuramente con il piede sinistro, non l'ha fatto qui Antonio Pisani, ma buona palla di Gennaro, forse in realtà un po' forte. Santamaria centralmente, Vivarelli la tocca, poi Gennaro spara alla porta, cerca ancora i compagni, Ingrassia. Quindi in campo Ingrassia, dunque non Lombardo, chiediamo scusa. Micheli si muove tantissimo, cerca il traversone, Chinnici sempre in anticipo. Sarà quindi calcio d'angolo, vediamo se ci sarà un'imbucata o se invece uno schema con il pallone fuori. Palla fuori verso Santamaria, pressione di Gennaro. Poi Ingrassia la controlla forse con un braccio. Infatti è così per il direttore di gara. Dice Ingrassia di averla presa con
il petto, poi Gennaro allarga per Pisani con la punta, Vivarelli, palla ancora! Quanta sfortuna per i rosanero che non trovano questo gol. Ingrassia, poi cerca il tiro, Cali blocca. Però quello di Pisani sembrava più un tiro piuttosto che un assist. Vivarelli può puntare, va sul destro, Santa Maria però non si passa dalle sue parti. Poi Pisani lotta ancora una volta, alla meglio Pisani, mette dentro per Gennaro che però era a rimorchio. Tanti, forse troppi errori del Palermo Futsal Club che non riesce a bloccare questo risultato. Forse anche meriterebbe probabilmente. Dai che arriva, dai! Abbellito, Vivarelli chiude bene con un buon lavoro, Pisani scarica sul compagno, 1-2, Gennaro, non c'è nulla. Santa Maria allarga il gioco verso Miceli, può puntare la difesa, vediamo se lo fa. Torna dietro da Abbellito. Santa Maria. Poi Di Bella. Fallo fischiare, fallo netto. Miceli, tacco di Santa Maria elegantissimo, Ingrassia, deviazione. Calcio d'angolo che lì mette il pallone Favignana che quando attacca comunque incute timore ai rosanero perché soprattutto sugli esterni lavora tanto bene. Una squadra piuttosto ostica, Abbellito, uno schema per Santa Maria, Calì, poi Miceli, Pisani lotta e recupera anche il pallone, c'è petto in fuori, Pisani con la punta, De Bella, vita bellissima. Dopo 17 minuti tante occasioni ma risultato ancora di 0-0. Vivarelli finta, destro, va sul mancino, poi Chinnici. Ancora una volta fa un mix tra un tiro e un passaggio, forse più un tiro, decisamente sbagliato però. Di Bella, Ingrassia, Vivarelli davanti col corpo, questa volta se lo prende. Dentro Fiorentino, fuori Vivarelli. Dai Fiorentino! Nella scorsa partita il cambio è stato provvidenziale con Fiorentino che dopo il suo ingresso ha fatto una doppietta, vediamo se lo sarà anche quest'oggi. Fiorentino, sempre molto tecnico, Chinnici. Fiorentino, le finte, va sul destro, potrebbe anche calciare, poi ci pensa un attimo, Miceli fa un buon lavoro, poi commette fallo. Calcio di punizione, minuto 18 di gioco, vediamo se c'è qualche altro cambio, sembrerebbe di no. Santa Maria sbaglia il passaggio, questo è il primo errore. Gennaro, c'è Pisani vicino a lui, calcia, De Bella ancora, rimane in piedi fino all'ultimo e respinge egregiamente in rimessa. Fiorentino, Pisani, vediamo se punta all'uomo, va centrale, Gennaro va giù, Ingrassia sul pallone, si continua, è un 2 contro 2, Fiorentino non vuole farsi superare, Miceli va sul secondo palo, Abbellito si era infilato, nel è rimasto giù Gennaro con un colpo al momento sopra la caviglia. Ricambiamo il favore dopo. Nel tempo Gennaro si è rialzato con... Dai raga! Lorenzo, dai! Ritorna in campo con Calì e Pisani. Dai Pisa! No, uomo a terra per rispetto butti la palla fuori. Chinnici, Non lo so. Gennaro, Fiorentino, Pisani, cambia il gioco ma sbaglia, Miceli scivola, Fiorentino, Miceli contro Calì, è super, e alza la cinesca Peppe Calì. Fiorentino va al centro, le finte, sterzata, Fiorentino fa tutto solo, ancora una volta vuole costruirsi l'occasione da solo, poi scambia Gennaro di via, Fiorentino, palla fuori, ma come gioca bene adesso il rosanero. Santa Maria, Abbellito, Miceli, scivolata di Chinnici, poi Miceli ancora una volta, però prende forse un colpo. Ora a finire però, venite la partita, non ci pensare più. Venite la partita, non ci pensare più. Noi offese personali non ne facciamo. Chinnici, Fiorentino, con il dialogare 10-27. Miceli pronto lì sulla pressione. Frattempo c'è stato un cambio anche per il Favignana con l'ingresso di Lombardo. Questa volta non abbiamo sbagliato. Vedete la partita. Vedete la partita. Chinnici, Fiorentino,
scarica verso Pisani, 2 però non si sono capiti. Cercava forse un passaggio, un inserimento annesso, ma non è arrivato. Ma lui ha sbagliato. Santa Maria al momento forse è il migliore in campo, sicuramente dei suoi, ma forse anche della partita. Grande prestazione da parte del capitano del Favignana. Poi Fiorentino ruba il pallone, casca giù, forse fallo cumulativo. Pisani ancora! Con potenza e anche con prepotenza Antonio Pisani fa 0-1. Questo è un gol importantissimo di Antonio Pisani, che ci ha creduto e ha battuto Di Bella, che dopo tantissime parate, nel frattempo sono 5 falli e 1, dunque dal prossimo dovrebbe essere tiro libero, se il conto è corretto da parte di Torrica. Pensiamo chiaramente di sì, non ci permetteremo di dire che non sia corretto, però se abbiamo sentito bene, questa è infatti un po' la valutazione. Pisani va a pressare su Abbellito, l'ha sbloccata dunque la squadra di Mister Gentili dopo tante, forse troppe occasioni gettate al vento. Fiorentino, Chinnici alza il pallone verso Gennaro, Santa Maria ancora una volta arpiona, poi di prima Santa Maria esce fuori, fallo di Pisani. Intervento corretto da parte di direttore di gara, l'ha preso Pisani. Lombardo può puntare l'uomo, Gennaro lo pressa per un istante, poi lascia verso Santa Maria l'imbucata, sia Pisani che Chinnici quasi si scontravano. Chinnici con la sua velocità mette in mezzo per Gennaro, attacca ancora Santa Maria, poi Fiorentino, ruleta, Santa Maria sempre puntualissimo, Miceli anche lui la sterzata girata, gioca bene Favignana. Santa Maria, Miceli lotta ancora una volta con Chinnici, poi Abbellito, Santa Maria ancora una volta allarga verso Miceli che cerca il secondo palo, chiude bene Fiorentino, poi con il tocco esterno Chinnici, Gennaro, adesso Fiorentino parte le contropiede rosanero, Fiorentino sterzata, c'è Chinnici, cerca forse la porta, deviazione forse di Gennaro, vediamo, no, perché detto che ora indica un tocco del Favignana e dunque è preso probabilmente Lombardo, dunque calcio d'angolo. Pisani schema per Chinnici, calcia molto male Lorenzo Chinnici, da fare sicuramente meglio. Nel frattempo sia la Fiora che Franco potrebbero, anzi dovrebbero fare il loro ingresso a momenti, forse per Pisani e Gennaro possiamo ipotizzare un attimo i cambi. Santa Maria, Gennaro pressa bene, ruba il pallone, mette in mezzo per Pisani, Di Bella, Gennaro! E questa volta non lo sbaglia, corre verso la telecamera e fa 0-2. Anche io ti amo. E si ricomincia quindi con il risultato di 0-2. È un buon Favignana comunque, nonostante il risultato non sorrida. Con Santa Maria, Miceli cerca l'imbucata perfetta e poi Calè da 2 passi ipnotizza Lombardo, ma è miracoloso oggi Beppe Calè. Chinnici allo spazio, Fiorentino sbaglia il passaggio, era probabilmente un tocco sul secondo palo, poi Gennaro lotta, ruba anche il pallone. Buon lavoro di Gennaro qui come sempre. Fiorentino allo spazio, cerca la porta di Bella. È una sfida personale tra i due, ma al momento Di Bella la sta stravincendo. Chinnici. Centrale, Gennaro chiude bene la difesa, Pisani va al centro, poi un tunnel anche fortuito con Miceli, la palla incollata ancora però sui piedi delle 12, per lui un gol. Poi Fiorentino, dovrebbe essere tiro libero adesso, e tiro libero infatti, vediamo chi lo batte perché Pisani alza il braccio, vuole calciare lui, però forse Mister Gentile ha indicato Gennaro, vediamo, non abbiamo capito chi dei due andrà al tiro. Intanto cambio per il Favignana con l'ingresso anche di Gianluca Hernandez. Dovrebbe andare Pisani perché ha sistemato lui il pallone. Di Bella contro Antonio Pisani. Già un gol per il 12. Rincorsa
piuttosto lunga quella di Pisani. Vediamo come calcerà, ipotizziamo una conclusione di precisione, perché è un giocatore che ha tanto questo tipo di tiro. Va Pisani col destro, la prende Di Bella, pare Manelli, ancora Pisani! Questa volta non sbaglia, è 0-3, non va bene il tiro libero, ma poi si rifà subito dopo. Dai ragazzi! E questa sicuramente è una grande notizia per mister Gentile, perché quando in un campionato come questo presenti una batteria di attaccanti come Pisani, Gennaro e La Fiura, diciamo che per le squadre avversarie non è mai facile tenerli. Per Pisani al momento sono 4 gol in campionato, per La Fiura 2, per Gennaro 5, poi guardando anche gli assist Pisani ne ha fatto 1, La Fiura ne ha fatti ben 2 e Gennaro 1, insomma non male. Santa Maria per Hernandez, rientra Santa Maria, potrebbe calciare col mancino Calè, fa benissimo e ne è presa bassa, poi mette dentro Chinnici, può ripartire in velocità, le finte, qui forse sbaglia la scelta, o meglio era corretta la scelta ma poi forse non ben fatta. Santa Maria, Miceli, c'è l'inserimento di Hernandez, vale il centro, Pisani non si passa con Antonio Pisani che nasconde il pallone con la suola, poi Chinnici e Fiorentino. Vediamo se ci sarà spazio per i gemelli alari oggi, che potrebbero fare i loro esordi oggi. Fiorentino cerca il tocco verso La Fiura, non ne riesce, Chinnici in anticipo, apparecchia verso La Fiura, si gira bene La Fiura! Da terra ci ha provato il capitano! Rimane sempre sul risultato di 0-3. Chinnici per Fiorentino, palla incollata sulla suola, non so se salta l'uomo, sembra pronto a entrare anche Franco per Pisani, autore di 2 gol quest'oggi per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Chinnici col mancino, poi non c'è fallo, si continua, Fiorentino ancora lui, Fiorentino, Pisani, palla rimane lì, poi col tacco e la palla incredibilmente non entra, anche il sorriso un po' ironico da parte di Fiorentino. Fuori Pisani, dentro Franco, vediamo se ci sarà quel pizzico di pepe in più con il numero 14, come se chiaramente mancasse quest'oggi, ma siamo proprio di no. Hernandez, Santa Maria, Hernandez, dialogano i due, c'è Ingrassia sulla sinistra, è entrato al posto di Abbellito. Hernandez allarga verso Miceli, la tiene in campo, poi lotta con Chinnici, si lamenta un po' Miceli, forse chiedeva un po' di aiuto in più da parte dei compagni, che però non lo stanno tanto aiutando. Un ruolo complicato quello del pivot, ha bisogno anche di laterali ma anche del centrale che possa dargli una mano. Miceli, Hernandez, Franco qui lo stende in pieno, brutto fallo di Franco, forse anche è giallo, vediamo, infatti è giallo, il primo fallo un po' tutta rapida, però c'era un cartellino giallo e dunque il regolamento ci racconta e recita che quando c'è un intervento con il cartellino giallo bisogna aspettare il fischio da parte di direttori di gara, dunque per questo il gol è stato annullato con Hernandez, spedito il pallone in porta, ma Santa Maria sulle punte di battuta, vediamo se calcia, crediamo di sì perché ha un buon mancino, infatti cerca la porta, prende in pieno però Fiorentino, minuto 30 di gioco, c'è stato però un time out da recuperare, quindi ipotizziamo almeno un minuto, poi forse qualche secondo tra gol e interruzioni. Santa Maria il dribbling sulla Fiura, Franco gliela rubano in 2, Franco può puntare, cerca La Fiura che poi sta prendendo un po' con se stesso, un po' con il pallone, un po' con il campo. Arrabbiato il capitano Sarebbe, vorrebbe tornare al gol dopo che non ha segnato contro Altofonte nell'ultima partita, ma ha fatto un assist incredibile. Fiorentino è un 2 contro 1, c'è La Fiura, Fiorentino cerca la solita ma sbaglia e qui La Fiura un po' si lamenta, poi Ingrassia sbaglia invece
sul capovolgimento di fronte. Dai, Vito, dai! Dai! Il fiorentino doveva sicuramente passare il pallone, infatti chiede scusa alla Fiura. Poi Fiorentino, e va bene così, termina la prima frazione, risultato di 0-3 per il Palermo Futsal Club dopo un primo tempo molto molto divertente. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Palermo Futsal Club e Altofonte, vittoria per il rosanero con risultato di 4-2. Siamo qui con Giuseppe Calino, salutiamo. Salve. Allora, una partita con due volti, forse un inizio non perfetto con il gol subito, poi la rimonta. Che partita è stata? Ma è stata una partita che, come già ci aspettavamo, come già ne avevamo parlato in settimana, era sicuramente dura perché il nostro avversario è un avversario di livello. Come noi, loro l'anno scorso hanno vinto la Serie D, l'altro girone, il girone opposto al nostro, quindi sapevamo che oggi sarebbe stata dura. Il gol a freddo può capitare, ci sta, perché comunque parliamo di un avversario di livello, ma sono contento della reazione dei compagni. Poi siamo riusciti a mettere in campo tutto il lavoro fatto durante la settimana e insomma, ha fruttato. È difficile trovare un migliore in campo quest'oggi per la squadra rosanero, tanti hanno giocato una grande gara, in particolare però ci soffermiamo su Emanuele Fiorentino, un esordio perfetto perché era la sua prima gara dopo l'infortunio, doppietta. Che gara è stato e che gara è stata per lui e soprattutto quanto serviva un giocatore così al Palermo? Beh, quando hai un giocatore come Manu nel roster fa sempre la differenza. Diciamo che Fiorentino non lo faccio conoscere io, è uno che pratica questo sport ad alto livello da anni e anni. Nonostante qualche acciacco fisico ha già fatto vedere tutte le sue capacità, tutto il suo potenziale e anzi ancora a margine di miglioramento. Oggi è stato fondamentale, ma come lo sono stati tutti i miei compagni che hanno dato dal primo al 60° minuto il 100%, questa è la forza di questa squadra, chi entra dà sempre il massimo e fa sempre la differenza. La prossima sfida invece è contro il Favignana, tu che sei un grande esperto del calcio a 5, ti chiedo se li conosci e se ti aspetti qualcosa in particolare da loro. Non ho avuto modo di apprezzarli nel recente, li conosco da qualche annata passata, probabilmente saranno ormai cambiati. Sicuramente sarà una trasferta impegnativa anche perché ci sarà il viaggio di mezzo e quindi bisognerà ben dosare le risorse energetiche del gruppo. Però mi aspetto come questa e come tutte le altre una guerra e con a fianco i miei compagni mi sento di poter combattere con chiunque. Qui con Peppe Tripoli. Giuseppe, una grandissima gara la tua, tu che sei under, quindi un fiore all'occhiello di questa società come il 3M che oggi porta a casa 3 punti anche grazie alle tue parate. Sì, diciamo che ho messo il mio, però la squadra ha fatto il suo dovere, è stata grande dal primo all'ultimo minuto, non è uscita mai dal gioco. Io mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava farsi trovare pronto e sono contento così onestamente. Una gara che è sempre sembrata in abbastanza controllo da parte dei tuoi, al tempo stesso comunque qualche intervento molto buono l'hai fatto, un Bagheria che non merita forse la posizione che ricopre in classifica, ma adesso già testa alla prossima. Sì, assolutamente, noi finiamo una partita, pensiamo subito alla prossima perché il nostro obiettivo sappiamo qual è, non dobbiamo mai mollare, sono fiducioso comunque di questa squadra che può arrivare molto lontano. Sapevamo che il Bagheria è un'ottima squadra, è normale che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà, però posso dire che nella seconda parte della partita la mia squadra si è mossa bene, ha giocato un po' più a calcio. Certo, non è normale, l'episodio del rigore è nettissimo, ma anche noi abbiamo avuto l'occasione di questo errore, l'arbitro non l'ha visto, però va bene così, sono contento della mia squadra. La squadra andrà ancora a crescere, ancora qualcuno non è in condizioni fisiche perfette, però sono convinto che la squadra è un'ottima squadra e fare solo bel campionato. Siamo sulla strada giusta, oggi sapevamo che il Bagheria era uno squadrone, ma ce la siamo giocati alla grande, domenica abbiamo il Valderice, cerchiamo di fare questi 3 punti e continuare per la nostra strada. Ecco. E noi cercavamo un attaccante, Scarpinato un nuovo d'esperienza, uno che ci può dare una mano, ancora normale che non è in condizioni fisiche perfette, però se ci lavoriamo durante l'arco del campionato ci può dare una grande mano. Qualche ragazzo ha qualche problema di lavoro come di Spezio, anche Maniscalco, Lima che lavora, purtroppo dobbiamo stare alle loro condizioni, però la squadra c'è, sicuramente convoco qualche ragazzo dell'Under 18 che
che merita, però sono contento di quelli che ho. Nicosia ritorna, è a disposizione della squadra, oggi posso dire che la squadra ha retto bene il campo e poi domenica vediamo se è in condizioni fisiche per giocare, ecco. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Favignana e Palermo Futsal Club. Vi mostriamo il scoreboard con i saldi 0-3. Poi ricordiamo che invece il cronometro partirà all'istante in cui ci sarà il primo tocco del pallone. Chiaramente questa bellissima quinta giornata che ci sta raccontando un match super con ben 3 reti di vantaggio in favore dei rosaneri. Nel frattempo si ricomincia con Calì, Lopez, Fiorentino, La Fiura e Franco. D'altra parte invece vediamo Miceli, Ingrassia, Santa Maria, Hernandez e Tavai sempre di bello. Dopo il cambio con Lorenzo Lopez al posto di Lorenzo Chinnici, quindi si riposa un po' il numero 10. È un cambio che abbiamo visto tante volte ad inizio secondo tempo. Nel frattempo si cerca di caricare anche Capitan La Fiura dagli spalti e inizia anche il secondo tempo con il primo tocco di Santa Maria ed Hernandez che dialogano tra i due, tra loro. Ingrassia sulla pressione di Fiorentino, di prima Miceli per Ingrassia, palla dentro. Era molto interessante questo pallone messo in mezzo. Lopez, Fiorentino, finta, passa bene Fiorentino, poi cerca l'imbucata, non riesce. Hernandez, Santa Maria col mancino, sempre Hernandez su Franco. Uno scontro in precedenza nel primo tempo con il giallo per l'ex Pioppo, poi Hernandez con Calì ancora una volta super e Franco questa volta va giù, però non c'è nulla. Fatto continuare il signor Cosimano della sezione di Trapani. La Fiura, Fiorentino, La Fiura appoggia verso Franco, La Fiura calcia, prende Santa Maria, poi ancora Franco cerca di dialogare con il capitano Fiorentino, La Fiura
C'è Lopez che si fa vedere buono quel pallone di ritorno, anche Lopez sbaglia però nella precisione. Santamaria si complica tanto la vita, di Bella in avanti per Miceli. Fiorentino era lì pronto ad infastidirlo. La Fiora, Fiorentino verso il centro, salta il primo, poi non il secondo. Forse un po' troppo di gioco solitario per Emanuele Fiorentino, che ha sicuramente una tecnica incredibile, può permetterselo, però forse magari sarebbe un po' meglio favorire il gioco di squadra, perché oggi sembrano un po' essere tutti in palla quelli di Rosanero. Intanto la Fiura, Lopez ancora capitano nella Fiura, avanza, allarga verso Franco. Lopez, la Fiura di prima, bellissimo il pallone con l'esterno, poi Lopez si allarga sterzata e torna dietro dal capitano, le finte, poi Miceli sta per rubargli il pallone, Franco torna saggiamente da Peppe Calì. La Fiora, Franco cerca di addormentare un po' il gioco, vediamo invece se ci sarà l'ingresso anche dei gemelli Alario magari nei prossimi minuti. Fiorentino col tacco, la Fiura, palla di ritorno, era giusta qui l'idea, poi Santamaria, la Fiura cerca di passare, riesce il 6, buona qui la sua giocata, Santamaria attacca, va sul mancino, poi Lopez non si passa con il numero 3, scarica con la Fiura col tacco, si gira benissimo, poi con l'esterno c'è anche il tocco, in Grassia mette una pezza, la Fiura. Fiorentino, c'è il taglio di la Fiura, poi ruleta. Lopez, Franco, la Fiura, Fiorentino, palla in mezzo tra Lopez e la Fiura, un po' troppa superficialità adesso per i ragazzi di Mister Gentile. Tempo fuori in Grassia, entra Lombardo. Fiorentino tra il dribbling, Lombardo con buon contrasto, il neo è entrato, è fresco, lo vuole anche dimostrare effettivamente con una buona chiusura. Fiorentino, palla lunga per la Fiora, gancio delizioso, la Fiora salta il portiere, poi il campo finisce. Per poco quasi non prendeva il fotografo Mirko Valenti, sempre pronto ad immortalare qualsiasi momento rosanero. Fiorentino intercetta il pallone, poi va giù, forse c'è un intervento irregolare, palla rimane comunque le Miceli, cerca le finte, Fiorentino la tocca, Miceli ancora, Fiorentino lotta, cerca di buttare fuori il pallone, non ci riesce, poi Lopez vuole pensarci lui, trova anche l'ultimo tocco di maglia rossa. Non fischia, non ti fermare! Parolacce! Minorenni! Fiorentino però il dribbling, Lombardo molto preciso il pallone, già fatto 2 ottimi interventi. Cambio! Palla non sulla linea e dunque rimessa tra le cambiata. Non sembra contento dalla panchina Mister Gentile, vediamo se farà qualche cambio. Lopez, palla verso Franco, perfetto! Adesso l'imbucata è spettacolare, Franco continua a segnare e fa il gol del poker 0-4. Secondo gol consecutivo per Nazareno Franco, che continua il suo momento d'oro. Poi Lombardo a sfiorare l'incrocio dei pali, buona quell'occasione. Poi Calì va a lungo a cercare la Fiura, però non ci arriva il capitano. Non abbiamo bisogno, Calì! Santamaria, Lombardo. Lopez qui stava per commettere fallo su Miceli.
Gallina in mezzo a 2, c'è fallo. Non è vero. 2 contro 1. Nel frattempo si riscalda Danilo Alario, forse al posto di La Fiura lo vedremo. Miceli, Poi cerca il dare una contatto, maglietta, poi dare una Fiorentino maglietta. esce a lui, è benissimo il pallone. La Fiura, destro-sinistro, ma che non passa, poi Santa Maria, fallo di La Fiura. Silenzio! È giallo per Vito La Fiura. Sta per Vai dare una maglietta. Chi tu che la mia pure mi fa male. Facciamo tipo Serie A, fine, vi cangiate magliette. fuori La Fiura. Dai, dai. Dai, Dani. Intanto Danilo Alario al posto di La Fiura. Poi Santa Maria. Dani, dai. Alario. Miceli, Fiorentino, buon lavoro qui ancora una volta. La tecnica di Fiorentino per Alario che aggancia, calcio! Danilo Alario segna subito con il primo pallone toccato e fa 0-5. Dai, papà, dai! E poi c'è anche la maglia Danilo Alario, si presenta benissimo. Dai! De Manita Rosanero con il gol di Alario, però si aspetta adesso l'esordio del fratello gemello. Vediamo se entrerà, pensiamo di sì, il risultato potrebbe permetterlo. Al primo pallone ha calciato, certo un pizzico di fortuna perché il tiro non era irresistibile, forse più errori di Bella, però comunque bisogna arrivare a calciare in porta. Lui l'ha fatto. Amore, che questo non sape scappare un pallone. Fiorentino. Lopez. Fiorentino sbaglia il tocco. Alario ancora larga per Franco, non riescono a dialogare i due. Gallina fa un buon lavoro, poi l'ultimo tocco è di Rosanero. Santa Maria, Gallina, vediamo se prova il dribbling, va sul fondo, poi fallo di Franco, che anche già ammonito, non deve rischiare questo tipo di intervento. Occhio che Franco ammonito, dice mio compare. Nel calcio di punizione, quindi con Santa Maria sul punto di battuta col mancino. Lì è un po' difficile ipotizzare un tiro, forse un passaggio, potremmo pensare. C'è Lombardo in mezzo, trattenuto al momento da Fiorentino, anche Lopez con Miceli, fuori invece Gallina. Cerca la porta per Pino Lopez, poi Gallina, e poi la palla è ancora rimessa quasi dentro da Miceli, ma sempre Calì. Oggi sembra impenetrabile. Gallina, Santa Maria al centro per Miceli, Fiorentino lo infastidisce. Alario cerca di lavorare, poi commette fallo. Chiede scusa al 9. Ma Santa Maria, ma qui invece possiamo ipotizzare sicuramente un tiro migliore. Non ti muovere, papà. Ma Santa Maria col mancino, Calì respinge non benissimo. Franco in mezzo a 2, velocissimo. Nazareno Franco mette sul secondo palo per Solario. È una palla sicuramente giusta sull'idea, meno come è stata realizzata. Nel frattempo sta per entrare anche Antonio Pisani, forse al posto di Fiorentino o per Franco. Gallina, poi mette ancora dentro, ultimo tocco e di Fiorentino, e dunque calcio d'angolo.
Palla ancora dentro, Calì rimane lì, Lombardo 2 volte, poi con il braccio, toccata con la mano qui Lombardo. Comunque si è salvata la squadra rossonera, che però sta un po' rischiando perché qualche tiro sta cominciando ad arrivare. È pronto Pisani nel frattempo. Cambia Dani. Del fischio da parte di Toligara, arriva adesso Lopez, Franco. Sempre molto utile, Lombardo bravissimo a intercettare col mancino per Gallina, pallone però che va fuori. Minuto 42, mancano 18 minuti di gioco nel frattempo. Però tanto gioca. Andrà Fiorentino a battere. Alario. Controllo e palla scaricata su Lopez. Fiorentino sceglie un dribbling complicato perché Lombardo era lì, l'aveva pure capito. Fiorentino ancora una volta ne esce perfettamente, ma si prende tanta libertà con questo tipo di occasioni. Le fa anche molto bene, però un po' rischiando. Lopez sbaglia invece lui, Lombardo col mancino, la controlla, cerca la porta, brutto tiro. Deve essere deviazione. Infatti sì. Gallina cerca la porta sul primo palo, poi Calì e Fiorentino cerca addirittura di calciare di bella anche lui. Lopez non se la sente col mancino, nemmeno con il destro. Lopez si ferma, Pisani sta al posto di Franco, Pisani punta l'uomo, poi cerca Lopez, palla ancora dentro, invece no, perché prova una conquista sul primo palo, di bella la tocca, ma quando il pallone è già fuori e dunque rimessa battuta rapidamente. Vai Peppe! Miceli va, si gira Fiorentino, commette fallo, dice di no. Dice di no Fiorentino, il numero 27 dice di aver preso il pallone non per il signor Cusimano, con Calì che indica a Pisani di raggiungerlo. A papà, a mamma, affari fatti su. Parlano per chi piedelo, no? Santa Maria, c'è Lombardo vicino che potrebbe essere una soluzione, ma Santa Maria lì crediamo che possa calciare. Va Santa Maria col mancino, questa volta non la prende bene, ma sempre pericoloso il numero 6, che ha fatto sicuramente un grande primo tempo, poi un secondo un po' più in ombra. Alario in mezzo a due, sbaglia tutto, poi palla dentro per Miceli, la spara fuori, ma adesso sta flirtando con il gol sempre di più Favignana. Lopez, Alario di testa, la controlla in un primo momento, poi fa sportellate ancora Danilo Alario, buon lavoro Lombardo, chiude bene, poi Pisani ruleta di nuovo, 2 volte, poi Lombardo ancora una volta a mettere il piede nel punto giusto, e Lombardo è entrato piuttosto bene in questo secondo tempo. Ci chiediamo perché non abbia giocato nel primo tempo. Al momento è tra i migliori. Alario, buon passaggio per Fiorentino, attacca al centro, Fiorentino, state tutti, Fiorentino, ancora di bella, poi la palla rimane lì, Pisani, poi l'ha sbagliata. Santa Maria, Miceli, sempre un grandissimo lavoro da parte del 9. Pure i nostri avversari ci hanno fatto Frazzetta, poi cerca il tocco Lopez, Pisani, palla in corsa sulla suola, buon lavoro invece da parte di Gallina che l'aveva fermato. Pisani cerca un aggancio forse un po' troppo superficiale. Santa Maria con la Gallina, va sul destro e calcia sull'esterno. C'era Calì pronto a intervenire. È entrato Frazzetta, la nostra mascotte. Nel frattempo si è alzato anche Gennaro che non è entrato nel secondo tempo. Santa Maria cerca l'imbucata, Calì blocca. Fiorentino, il taglio di Pisani, era buona qui l'idea, non ci è arrivato però
con i tempi corretti, o meglio con i tempi corretti sì, però forse non nell'aggancio. Santa Maria, per lui tutti i minuti in campo, non è uscito neppure un istante. Palla centrale, Miceli, c'è il taglio, lo va a servire, non ci riesce, perché Pisani con le lunghe leve lo ferma. Ha lo spazio con il Fiorentino, glielo crea, lui non lo serve. Pisani, Lopez. Poi Santa Maria con tanta qualità, anche con esperienza, vede l'arrivo di Alario, infatti lascia passare il pallone sotto le gambe, eludendo dunque l'arrivo anche del giovane classe 2005. Frazzetta per Santa Maria. Nel frattempo dentro Gennaro, fuori Danilo Alario. Poi cerca la conclusione, Calì respinta! E poi il gol di Miceli che fredda Calì e fa 1-5, l'ha riaperto il Favignana. L'ha riaperto Favignana. Un bel gol da parte di Miceli che è andato in tap-in col piattone, l'ha messa sotto la traversa, non poteva chiaramente nulla Calì, anche perché era giù. Gennaro, Pisani, poi il Lopez, calcio non perfetto. Miceli avanza, serve il capitano Santa Maria, col mancino apre per Frazzetta, poi cerca il passaggio di ritorno, non riesce. Gennaro si appoggia su Santa Maria, poi Frazzetta ne esce benissimo. Adesso Miceli finta di calciare, poi le finte, lo salta, palla dentro, Lopez allontana sulla buona giocata di Gallina che poi forse commette fallo, no. Sarà rimessa laterale per il Favignana, dentro Vivarelli, fuori Fiorentino. Santa Maria centrale per Miceli, vuole girarsi in mezzo a due, casca giù, tutto regolare. Calì per Vivarelli, mette giù un pallone, poi Gennaro qui non la controlla, troppi gli errori adesso. Minuto 48, mancano 12 minuti alla fine del match. Miceli, buon lavoro da pivot, poi Calì con il corpo a dire di no. Vivarelli regala il pallone, poi lo riconquista, c'è Gennaro, lo lascia lì al numero 22 che avanza. Gennaro, Vivarelli, destro-sinistro, anzi sinistro-destro, con Frazzetta che fa un buon lavoro. Oh beh, levatilla sta maglietta chiarone, si porta in casa. Pisani, Vivarelli di prima, sbaglia, poi Vivarelli torna dietro. Calì, Gennaro, Vivarelli di prima, era una buona idea, un po' sfortunato perché la stava controllando con l'altro piede, l'ha toccata invece col tacco. Pisani intercetta, all'esimo pallone, può calciare Pisani con la punta, 2 volte allarga per Gennaro, ancora Pisani, secondo palo, deviazione, sarà rimessa, dovrebbe essere, non vediamo bene se è rimesso calcio d'angolo, sembra calcio d'angolo. Vivarelli, Gennaro, poi Miceli e prende anche il signor Cusimano, ovviamente dove fa tanto male. Vivarelli mette in mezzo per Lopez, palla che non passa, Frazzetta contro Pedeccelli, lo sembra adesso, Vivarelli chiude. Buon lavoro in anticipo da parte delle 7 che adesso allarga verso Pisani, che poteva anche pensare a calciare, prende ancora Frazzetta, buon ingresso da parte 17, ho guardato già diversi palloni, sicuramente meglio dietro dal punto di vista offensivo. Infatti recupera l'ennesimo pallone, Frazzetta si autolancia, un contropiede, Frazzetta allarga per la conclusione sul primo palo di Gallina, ma sbaglia Gennaro, c'è Pisani dall'altra parte, Gennaro la serve adesso Pisani, la prende malissimo, poi Gennaro quasi sta per abbattere la porta di Bella per la conclusione verso Gallina, palla che però non arriva tra i piedi del numero 10 perché il pallone è terminato fuori, ma nel frattempo time out, piccolo momento di pausa. Minuto 51 di gioco, mancano 9 minuti, risultato sull'1-5, tante occasioni sia da una parte che dall'altra, ma sono stati forse meno gol rispetto a quelle che sono state le occasioni create, ma tutto per i rosanero che nel secondo tempo potevano e probabilmente avrebbero potuto fare diversi gol in più, ma
non è riuscito però ad andare in gol in più occasioni, tanti errori con Pisani e Gennaro. Infatti mister Gentile non è per nulla contento, probabilmente stava dicendo questo, se ragazzi ha segnato nel modo più improbabile. La PlayStation la vogliamo andare. Ecco in campo Chinnici dopo 20 minuti di pausa, c'è il suo ingresso in campo per Lopez. Sono 5 falli, dice mister Gentile, dunque ci aiuta anche nel conteggio. Nel frattempo fuori Santa Maria per la prima volta. Vivarelli centrale per Gennaro col tacco, benissimo, Vivarelli, poi Di Bella chiude benissimo. Questa era una buona triangolazione. Vivarelli, Chinnici, ancora Vivarelli, va centrale per Gennaro, non controlla questa volta il pallone. Poi Gennaro ancora una volta lotta per riconquistarlo con Frazzetta. Vivarelli che la stradica davanti, mette in mezzo verso Gennaro, chiude ancora però con un buon intervento Gallina con l'esterno Miceli, bella Frazzetta, Miceli poi ancora una volta Frazzetta che ci ha provato in 2 occasioni, Calè lo ha ipnotizzato. Mancano 7 minuti. Adesso ci sarà spazio anche per Diego Alario. Chinnici la tocca, poi Pisani forse così regala un calcio d'angolo, riesce però a servire comunque Gennaro. Poi Chinnici avanza, c'è largo Vivarelli, buona gara ancora una volta per il 7 che allarga benissimo per Gennaro, Di Bella esce perfettamente e nega il gol, la doppietta a Gennaro. Buon lavoro da parte di Gallina, ma poi sbaglia il tocco. Chinnici, Pisani, un 2 contro 2. Pisani ancora per Gennaro. Ennesimo errore però lì davanti. Vivarelli, Gennaro. Manca l'ennesimo controllo. Adesso un secondo tempo sicuramente non positivo per questo. Minuto 54 di gioco, mancano 6 minuti. Nel frattempo si è alzato anche Diego Alario. Probabilmente ci sarà l'esordio anche per lui. Non molto minutaggio, però. Tanto time out è chiamato da mister Gentile. Potremmo ipotizzare Alario forse al posto di Pisani o di Vivarelli. In realtà anche per Gennaro. Pisani che potrebbe fare anche il pivot. Alario giocherebbe come laterale. Napoli che fa? Vero 0-0 ancora? Sono di Lorenzo Ammonito. Segnò Nicola Kristovic. Di cuore. Dolemboli. No, 1-0 vince Andorra. E chi dei suoi in 10? Gioco momentaneamente fermo, dicevamo. Esattamente. Facundo! Emilio, vado da vedere stamattina. Lombardo centrale. Frazzetta. Lombardo come laterali. Anzi no, Frazzetta è uscito proprio per Lombardo. Miceli con il tacco per Lombardo, dice il rimpallo, poi ecco Diego Alario che fa il suo esordio, quindi al minuto 55 per lui 5 minuti più recupero. Vivarelli allo spazio in mezzo a 2, Vivarelli per Diego Alario, se punta, scarica saggiamente, fa di ritorno, era giusta l'idea, poi Vivarelli lotta in mezzo a 2, scivola quasi a servire il compagno, non ci riesce ma guadagna comunque la rimessa laterale quando mancano 5 minuti. Gennaro, Vivarelli torna dietro da Lorenzo Chinnici, va centrale, Gennaro si gira molto bene, non gli si leva mai questo pallone quando difende col fisico, tacco Vivarelli cerca con il tacco di andare sul mancino ma non riesce, Miceli anche lui col tacco lo fa però meglio rispetto al suo avversario. Alario in anticipo, buon lavoro, break di Alario che può calciare, calcia però piuttosto male, Di Bella va lungo per Lombardo. Lombardo Miceli, poi timida pressione di Vivarelli che però comunque gli permette di riconquistare il pallone, stato di 1-5 per chi si fosse sintonizzato questo istante sui canali di Sportissimi.
Alario, Vivarelli, c'è il taglio che si ferma. Chinnici, tacco, Gennaro. Rimane in piedi Gennaro, allarga per Chinnici, ancora per Gennaro e Di Bella qui fa un incredibile intervento perché ha levato il pallone dal piede di Gennaro, infatti si abbracciano i due perché sa bene che il portiere gli ha levato un gol praticamente fatto. Ottima prestazione di Bella, che è stato sicuramente il migliore in campo dei suoi. Chinnici cerca col mancino, ancora una volta non è preciso però il 10. Di Bella con le mani, rapido verso Lombardo. Lombardo cerca la conclusione, prende però Alario, tutto regolare. Vivarelli, perfetto di Vivarelli, apparecchia per Alario, si ferma, sterzata su Ola, torna dietro saggiamente. C'è Chinnici, ancora Alario, carezza il pallone, poi a rientrare. Buono però il lavoro da parte di Balistrelli. Poi Vivarelli calcia, palla viene respinta con Lombardo e poi dà fastidio un po' Gennaro. Il lavoro poi di Brando Lombardo e Gennaro dice che effettivamente si trova davanti alla porta. Sei in volta perché chi si fermato. Sarà quindi calcio di punizione con Vivarelli quasi distanza chiamata. Ma Vivarelli Arbitro! la spinta un po' gratuita nei confronti di Alario. Dunque calcio di punizione con Vivarelli. Uno schema per Chinnici che prova a liberare Alario, che sta inserito molto bene. Era una idea giusta. Miceli attacca la porta. Miceli la tocca in maniera morbida e fa 2-5. Gennaro, Chinnici dunque si riparte con l'esito di 2-5 quando mancano un minuto più recupero. Palla lunga di Chinnici verso Alario, poi Di Bella con tanta tecnica qui, esce benissimo per il compagno. Alario allarga verso Gennaro, poi Vivarelli con la punta, ci ha provato a servire il compagno, era giusto ma non l'ha fatto con i tempi corretti. Lombardo sbaglia, Vivarelli, un 3 contro 2, allarga per Gennaro ma un passaggio quasi da campo decisamente più grande, mancano 30 secondi, poi sarà soltanto il recupero, sicuramente 2 minuti per i 2 time out, ma poi forse qualcosa tra gol e interruzioni magari. Lombardo. Vivarelli chiude, Lombardo sempre per Miceli, spalle alla porta, attacco geniale, Vivarelli, poi Lombardo, Cali rimane in piedi, poi ancora una volta un flipper in totale di rigore e si rimane sempre con il risultato di 2-5. È stato vicinissimo al terzo gol il Favignana. Vivarelli, palla che rimane lì, ribattuta Vivarelli però. Sul tiro da parte di Balistreri, ancora Balistreri, Miceli, poi cerca la giocata solitaria qui Lombardo, Gennaro aiuta però anche in fase difensiva, poi va avanti con la suola, Gennaro esterno per Vivarelli, le finte, va sul fondo, potrebbe crossare, poi cerca di rientrare, non riesce. Allontana invece Lombardo per Miceli, è buono il pallone, Miceli rientra, Lombardo poi, anzi chiedo scusa, in questo caso Miceli cerca con il mancino il primo palo, che li chiude. Poi palla non nella linea probabilmente.
non sulla linea. Questo non fischia niente, fischia solo si canci battuti. Secondo me ci spiegano come sta regola. Ma il gioco come fa bene che fuori? Con questa maglietta azzurra che hai? Chinnici, Fuori! Vivarelli, Ma tieni che mano la palla! Basta che fischia! poi Alario passa con un piccolo rimpallo, poi Di Bella molto bravo ancora una volta, fa una buona finta, salta anche 15, Di Bella, salta tutti, Di Bella ancora calcio a Calè, gli nega il gol, e che gol sarebbe stato Lombardo, calcio anche lui, palla fuori, perché lì pensano un'ottima conclusione, ma è rientrata come opzione. Vivarelli, Chinnici, poi Gennaro, sbaglia anche questo Gennaio, brutto errore da parte del pivot rosanero. Tacco di Miceli illuminante per Lombardo, che potrebbe anche arrivare a calciare, poi Di Calario fa una buona chiusura, la palla rimane sempre lì. Gennaro, manca un minuto. Alario si dimentica il pallone. Chinnici sceglie il mancino, Lombardo lo chiude molto bene. Gennaro, prendilo, Gennaro! Ma non capiscono che Poi palla ancora non sulla linea, quando mancano 30 secondi. Gennaro si gioca un po' con il cronometro, manca 20 secondi, mancano. Chinnici, le finte, vende con calcio, tutto ok. Vivarelli, palla fuori, e poi con questo tiro finisce anche la partita e vince il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-5. Un'ottima gara anche da parte del Favignana, che comunque non ha giocato affatto male, un po' di sfortuna con Nicali che ha fatto diverse parate importanti. Poi nel secondo tempo i rosanero si sono un po' adagiati su quello che alla fine era il risultato, che era bene, diciamo, dava un po' di tranquillità alla squadra di mister Gentile, e poi la vittoria che è arrivata con questo risultato grazie al gol, l'unico al secondo tempo di Danilo Alario. Un risultato che dunque fa felice la dirigenza rosanero, che sale a quota 12 punti in classifica e si becca, e anche in maniera piuttosto corretta, gli applausi del pubblico presente. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio, alla prossima.